Bandeko, mwana wa Nzambe akomi moto. Mokonzi azala na bino. Sango elamu lokola Santo Mateo akomi. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora 2 uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. 2 donne marciranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Locum unaio.
Boboto. Mondecco. Nelle letture di oggi compare spesso un verbo, venire, presente 3 volte nella prima lettura, mentre il Vangelo si conclude dicendo che viene il Figlio dell'uomo. Gesù viene. L'Avvento ci ricorda questa certezza già dal nome, perché la parola Avvento significa venuta. Il Signore viene. Ecco la radice della nostra speranza, la sicurezza che tra le tribolazioni del mondo giunge a noi la consolazione di Dio, una consolazione che non è fatta di parole, ma di presenza, della sua presenza che viene in mezzo a noi. Il Signore viene. Oggi, primo giorno dell'anno liturgico, questo annuncio segna il nostro punto di partenza. Sappiamo che al di là di ogni vento favorevole o contrario, il Signore non ci lascia soli. È venuto 2000 anni fa e verrà ancora alla fine dei tempi, ma viene anche oggi nella mia vita, nella tua vita, nella tua vita. Sì, questa nostra vita, con tutti i suoi problemi, le sue angosce e le sue incertezze, è visitata dal Signore. Ecco la sorgente della nostra gioia. Il Signore non si è stancato e non si stancherà mai di noi. Desidera venire, desidera visitarci. Oggi il verbo venire non si coniuga solo per Dio, ma anche per noi. Infatti nella prima lettura Isaia profetizza: verranno molti popoli e diranno venite, saliamo sul monte del Signore. Mentre il male sulla terra deriva dal fatto che ciascuno segue il proprio cammino senza gli altri, il profeta offre una visione meravigliosa. Tutti vengono insieme al monte del Signore. Sul monte c'era il Tempio, la casa di Dio. Isaia ci trasmette dunque un invito da parte di Dio a casa sua. Siamo gli invitati di Dio e chi è invitato è atteso, desiderato. Venite, dice Dio, perché a casa mia c'è posto per tutti. Venite perché nel mio cuore non c'è un solo popolo, ma ogni popolo. Cari fratelli e sorelle, siete venuti da lontano. Avete lasciato le vostre case, avete lasciato affetti e cose care. Giunte qui avete trovato accoglienza insieme e anche insieme a difficoltà e imprevisti. Ma per Dio siete sempre invitati graditi. Per Lui, per il Signore, non siamo mai estranei, ma figli attesi. E la Chiesa è la casa di Dio. Qui, dunque, sentitevi sempre a casa. Qui veniamo per camminare insieme verso il Signore e realizzare le parole con cui si conclude la profezia di Isaia. Venite, camminiamo nella luce del Signore. Ma alla luce del Signore si possono preferire le tenebre del mondo. Al Signore che viene e al suo invito ad andare a Lui si può rispondere no, non ci vado. Spesso non si tratta di un no diretto, sfrontato, ma subdolo.
È il no da cui ci mette in guardia Gesù nel Vangelo, esortandoci a non fare come ai giorni di Noè. Che cosa accade ai giorni di Noè? Accade che mentre qualcosa di nuovo e sconvolgente stava per arrivare, nessuno ci badava, perché tutti pensavano solo a mangiare e a bere. In altre parole, tutti riducevano la vita ai loro bisogni, si accontentavano di una vita piatta, orizzontale, senza slancio. Non c'era attesa di qualcuno, soltanto la pretesa di avere qualcosa per sé da consumare. Attesa, Signore che viene, e non pretesa di avere qualcosa per consumare noi. E questo è il consumismo. Cari fratelli e sorelle, il consumismo è un virus che intacca la fede alla radice, perché ti fa credere che la vita dipenda solo da quello che hai. E così ti dimentichi di Dio, che ti viene incontro, e di chi ti sta accanto. Il Signore viene, ma segui piuttosto gli appetiti che ti vengono. Il fratello bussa alla tua porta, ma ti dà fastidio. E questo è l'atteggiamento, no? Egoistico del consumismo. Il fratello bussa alla tua porta, ma ti dà fastidio perché disturba i tuoi piani. Nel Vangelo, quando Gesù segnala i pericoli per la fede, non si preoccupa dei nemici potenti, delle ostilità o delle persecuzioni. Tutto questo c'è stato e ci sarà, ma non indebolisce la fede. Il vero pericolo invece è ciò che anestetizza il cuore e dipendere dai consumi e lasciarsi appesantire e dissipare il cuore dai bisogni. Allora si vive di cose e non si sa più per cosa. Si hanno tanti beni, ma non si fa più il bene. Le casse si riempiono di cose, ma si svuotano di figli. Questo è il dramma di oggi. Case piene di cose, ma vuote di figli. L'inverno demografico che stiamo soffrendo. Si butta via il tempo nei passatempi, ma non si ha tempo per Dio e per gli altri. E quando si vive per le cose non bastano mai. L'avidità cresce e gli altri diventano intralci nella corsa e così si finisce per sentirsi minacciati e sempre insoddisfatti e arrabbiati. Si alza il livello dell'odio. Io voglio di più, voglio di più, voglio di più. Lo vediamo oggi, là dove il consumismo impera. Quanta violenza, anche solo verbale, quanta rabbia e voglia di cercare un nemico a tutti i costi. Così, mentre il mondo è pieno di armi che provocano morti, non ci accorgiamo che continuiamo ad amare il cuore di rabbia. Da tutto questo Gesù vuole ridestarci. Lo fa con un verbo: vegliate. State attenti, vegliate. Vegliare era il lavoro della sentinella che vigilava restando sveglia mentre tutti dormivano. Vegliare e non cedere al sonno che avvolge tutti. Per poter vegliare occorre avere una speranza certa che la notte non durerà sempre, che presto arriverà l'alba. E così anche per noi. Dio viene e la sua luce rischiarerà
pure le tenebre più fitte. Ma a noi oggi tocca vigilare, vegliare, vincere la tentazione che il senso della vita è accumulare. Questa è una tentazione. Il senso della vita non è accumulare. A noi tocca smascherare l'inganno che si è felice se si hanno tante cose, resistere alle luci abbaglianti dei consumi che brilleranno ovunque in questo mese e credere che la preghiera e la carità non sono tempo perso, ma la preghiera e la carità sono i tesori più grandi. Quando apriamo il cuore al Signore e ai fratelli, viene il bene prezioso che le cose non portano mai darci e che Isaia annuncia nella prima lettura. E qual è uno dei beni più preziosi? La pace. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Sono parole che ci fanno pensare anche alla vostra patria. Oggi preghiamo per la pace gravemente minacciata nell'est del Paese, specialmente nei territori di Beni e di Minevembe, dove divampano i conflitti alimentati anche da fuori, nel silenzio complice di tanti conflitti alimentati di coloro che si arricchiscono vendendo le armi. Oggi ricordate una figura bellissima, la beata Marie Clémentine Anouarit Negampeta, violentemente uccisa non prima di aver detto al suo carnefice come Gesù: ti perdono perché non sai quello che fai. Chiediamo per la sua intercessione che in nome di Dio amore e con l'aiuto delle popolazioni vicine si rinunci alle armi per un futuro che non sia più gli uni contro gli altri, ma gli uni con gli altri, e ci si converta da un'economia che si serve dalla guerra a un'economia che serva la pace. Chi ha orecchi per intendere, chi ha cuore per acconsentire,